Giovedì 21 aprile 2022, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Parliamo come sempre del Gazzettino del Corriere delle Alpi. Diamo uno sguardo ai titoli presenti nelle prime pagine. Incominciamo con la prima pagina del Corriere delle Alpi. Ecco come si apre l'edizione di oggi, un approfondimento riferito alla situazione dell'acqua in provincia di Belluno. Salmonella nell'acqua, dopo Arsè anche Ponte. Autobotti in piazza per tutta la settimana aspettando l'esito di nuove analisi. L'approfondimento di De Barba lo troveremo a pagina 24. E sempre dalla prima pagina del Corriere delle Alpi, appalti e rincari, prezzi ancora da rivedere, cantieri pubblici a rischio. Pieve di Cadore, botte e violenza alla moglie, condannato a 7 anni. Borca, risarcimento non suddiviso, imprenditore sotto indagine. Ancora la foto di copertina. Mostra sui mosaici a San Rocco, gli studenti diventano guide. I mosaici di San Marco a 1600 anni dal Natale di Venezia, in mostra nella chiesa di San Rocco sotto i portici in Piazza dei Martiri. A guidare le visite saranno 60 studenti delle scuole superiori coinvolti come operatori per l'iniziativa culturale. L'approfondimento di Ferigo a pagina 17. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino. Come sempre incominciamo con l'edizione nazionale per poi proseguire con l'edizione riferita alla provincia di Belluno. Ecco la prima pagina. Fincantieri, svolta del governo, finisce l'era Bono. Lascia il manager che ha risanato e rilanciato il gruppo, al suo posto Folgero. Russia, la sfida del missile, Mosca testa il lancio di Satana 2, Putin farà riflettere chi ci minaccia, gli Stati Uniti, nessuna paura. E sempre in merito alla situazione della guerra tra Russia e Ucraina, Veneto, i commercianti di carne, accostamento inaccettabile, Putin macellaio, l'ira dei colleghi. Commercianti di carne contro l'uso della parola macellaio accostata a Putin. Abbiamo anche un richiamo per quanto riguarda l'edizione del Gazzettino di Belluno. Cadore, maltratta e violenta la ex, condannato a 7 anni. L'approfondimento di Piol lo troveremo a pagina 13 dell'inserto dedicato appunto alla provincia di Belluno. Ma addentriamoci all'interno del Gazzettino nazionale, breve panoramica riferita alle notizie di carattere nazionale e internazionale. Apriamo ovviamente con un aggiornamento riferito alla guerra in Ucraina. La battaglia, questo il titolo, Mariupol, l'ultima resistenza. Mosca, festeggeremo in città. Dalla centrale fortezza non esce nessuno, il comandante dei Marines, ore finali, falliti di nuovo i corridoi umanitari, proposta di Kiev, facciamo lì i negoziati. La Russia ora vuole riaprire il dialogo, inviata una bozza chiara per riprendere subito i colloqui, l'Ucraina la stiamo ancora analizzando. Vivere in trappola, pesci, uova e caricabatterie, i mercatini per sopravvivere, tra le bancherelle in cerca di cibo e c'è chi vende pigiami e t-shirt estive. Nelle strade compare un generatore a pagamento, si può caricare il telefono. Questi alcuni scatti dei cittadini di Mariupol che stanno appunto vivendo questo difficile momento in questi giorni di guerra tra Ucraina e Russia. E a proposito di Russia, l'incubo nucleare, siamo a pagina 4 del Gazzettino. L'ultima minaccia di Putin, testato il missile Satana 2. Gli Stati Uniti non ci fa paura, il Cremlino lo preparava già dal 2018, farà riflettere chiunque ci minacci. A Kiev armi da Canada e Slovacchia, il Regno Unito invia batterie antinave. Perché si sta guardando da Facebook o YouTube, ecco il missile strategico russo Yars. Durante la parata militare sulla piazza Rossa a Mosca in questi giorni si stanno svolgendo le prove in vista della parata del 9 di maggio. Continuiamo, abbiamo un problema tecnico con il Gazzettino, ma allora continuiamo direttamente con le pagine del Corriere delle Alpi ed entriamoci al suo interno. Ovviamente anche il Corriere delle Alpi dedica spazio alla situazione di guerra tra Russia e Ucraina, ma abbiamo anche una pagina di attualità, pagina 6, duello sulla Russia che ci porta in Francia. Macron attacca Le Pen, dipende da Putin, lei replica, vuole svendere la nostra sovranità dell'UE, scontro anche su pensioni e sanità. Gli ultimi sondaggi danno il presidente in vantaggio al 56%. Emmanuel Macron, la nostra Francia sarà ancora più forte se affronteremo la questione ecologica. Marine Le Pen, sono una donna libera, una patriota, se verrò eletta sarò la presidente del Rinascimento democratico.
Disney a fumetti, gli indimenticabili capolavori dell'animazione da domani con il vostro giornale, ovviamente notizia che riguarda il Corriere delle Alpi, ma puntiamo invece sul Veneto, il raid notturno, Agenzia delle Entrate, Ateneo e Zaia, blitz dei Novax a Padova e Venezia. Scritte anche contro il sindaco Giordani e Draghi, 2 persone denunciate per danneggiamento, indagano carabinieri e Digos. La firma sulla serie di imbrattamenti è quella del movimento Vivi Vivi. E vediamo appunto una parete imbrattata con la scritta Draghi assassino. Sempre dal Veneto scatta la protezione per Giordani, ma io non mi faccio intimorire, notizia che riguarda in questo caso il sindaco del comune di Padova. Le contromisure decise dal prefetto padovano Raffaele Grassi dopo la riunione con le forze dell'ordine. Sanità Veneta, recuperate 131.000 prestazioni, il bilancio di 3 mesi, picchi di incidenza del 45% nell'ambito dello screening e una media del 22% nelle restanti attività. Politica nazionale, le elezioni amministrative, Gaspare di Forza Italia lancia la sfida a Zaia, uniti solo se ci dai un assessore. Continuano le trattative per ricompattare il centrodestra a Verona, ma il senatore azzurro alza l'asticella. E continuiamo con le pagine dedicate alla provincia di Belluno, siamo a pagina 15, tarda la revisione dei prezzi degli appalti, ANCE a rischio cantieri per 150 milioni. Il presidente De Cian non ha dubbi, con queste condizioni non si parte, le aziende in perdita sono destinate a chiudere. Silenzi romani, se non ci ascoltano andranno deserti anche i futuri bandi. Pagina 16, novità al millennio, notizia che ci porta nel capoluogo, l'Europa Executive pronto a riaprire, il gestore è ferrarese. Alessandro Iorio punta non solo alla clientela business, Belluno è bella, non ha nulla da invidiare ad altre località, questa è la dichiarazione appunto del nuovo gestore. Rinnovate le camere, rifatta la hall, per lo staff ci cercano ragazzi con entusiasmo. E sempre da Belluno, area ex Agip, la viabilità resta un nodo, il futuro rimesso al voto del Consiglio. Verso le elezioni, centrosinistra, Bogo, un palaghiaccio meglio polifunzionale. Ma continuiamo con pagina 17 e troviamo altre notizie riferite al capoluogo bellunese, 60 studenti come guide culturali, ecco la mostra sui mosaici di San Marco. Domani l'inaugurazione nella chiesa di San Rocco per i giovani ciceroni, un mese di formazione tra Belluno e Venezia. E sempre da questa pagina del Corriere, Coldiretti, scommessa agriturismi, l'enogastronomia è il futuro per il settore. Anche un richiamo di spalle da Confindustria Belluno Dolomiti, ripresa traffico aereo, Berton, ora trasporti più rapidi dalla pianura. Questa è la dichiarazione della presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, Lorraine Berton. Emergenza Ucraina, un richiamo che ci porta in provincia di Belluno, convenzione per l'ex caserma. La firma dopo il passaggio in giunta, l'accordo permetterà al comune di avere dei ristori per la gestione di 85 profughi. L'iniziativa nasce il gruppo Cortina per voi per l'accoglienza, notizia riferita sempre all'emergenza dovuta alla guerra in Ucraina. L'organizzazione di volontariato ha già fatto diverse missioni nel paese in guerra e ora ha un riconoscimento legale. Chi vuole può unirsi a noi. A Auronzo il sindaco ha incontrato una famiglia di Leopoli, altra iniziativa per quanto riguarda in questo caso il comune Cadorino di Auronzo con la sindaca Tatiana Pais Becker, che ha appunto incontrato Natalia e Oleg e una delle figlie. L'approfondimento a pagina 19 è dedicato all'emergenza Covid nel Bellunese, quarta dose, 300 vaccinati, ora si parte nelle case di riposo, accesso gratuito ai centri per tutti gli over 80 e per gli over 60 con patologie, chiesta ai medici di base la disponibilità a organizzare delle sedute ad hoc. Ancora da Belluno, via d'Inca, scazzottata tra ragazzi per motivi passionali, i poliziotti li separano. E andiamo a pagina 21, dalla Torre, bilancio sano ma serve una nuova sede, notizia dedicata all'Unione Montana Feltrina. Oggi il Consiglio designa il successore del Presidente, reduce da 2 mandati. Un altro problema sul tavolo è la carenza dell'organico, l'ente è in difficoltà. Notizia di spalle, sempre da Feltre, assegnato a Flavio Seno il Vittore e Corona della famiglia Feltrina. La cerimonia è fissata per il 15 di maggio. Ancora da Feltre, beveva e la picchiava, condannato a 3 anni, seconda stangata per un uomo feltrino, a Torino aveva già preso 1 anno e 6 mesi, sospesa la patria potestà. Altra notizia da Feltre, se ne era andato da casa martedì con l'auto, trovato morto quarantenne, c'era apprensione tra i parenti e i conoscenti di M.M, queste le sue iniziali, il quarantenne residente a Feltre, che la mattina di martedì è salito sulla sua Jeep Compass e da quel momento non ha più dato notizie di sé. Una preoccupazione giustificata dal triste epilogo di ieri sera, quando l'uomo è stato trovato senza vita sull'altopiano di Asiago a Enego.
Ambiente, gioco e solidarietà, ecco il programma ideale degli scolari di Quinta Affara. Siamo a Fara di Feltre. I bambini hanno seguito un percorso pensato per conoscere il comune, hanno eletto il loro sindaco e stilato un programma elettorale. Passiamo a pagina 23, il progetto del CAI di Feltre, altre notizie riferite al Feltrino. Con una carrozzella speciale la montagna diventa per tutti. Si è formato un gruppo di 35 soci disponibile ad accompagnare i disabili. Si utilizza la Giolette per portare il passeggero in gita lungo le strade forestali. Cesio Maggiore, asfaltature in Valle di Canzoi in vista della stagione turistica, e sempre da Cesio Maggiore lampioni spenti da mezzanotte per risparmiare. Emergenza idrica, questa è la notizia che ha aperto l'edizione di oggi del Corriere delle Alpi, che ci porta a Ponte nelle Alpi. C'è salmonella anche a Ponte nelle Alpi, autobotti fino alla prossima settimana. Dopo la massiccia colorazione, effettuati ieri nuovi prelievi di controllo, serviranno 4 o 5 giorni per i risultati. Il sindaco Vendramini, segnalata la criticità di quella fontana sempre problematica. Borgo Valbelluna, scuola media di Lentiai, via libera al progetto sulla sicurezza sismica. L'edificio verrà ottimizzato dal punto di vista energetico. Cesa, il sindaco del comune di Borgo Valbelluna, i lavori non intralceranno le attività scolastiche. Canale d'Agordo, installata nell'orto di Casa Luciani la statua dedicata al pontefice. Sabato l'inaugurazione dell'opera di Carlo Bagliana e l'apertura del terzo piano restaurato dell'edificio. E per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube, un primo piano della statua dedicata appunto a Papa Luciani, che è stata installata ieri mattina a Canale d'Agordo, e a destra possiamo vedere una veduta della casa natale appunto del pontefice, che il 4 settembre sarà beatificato da Papa Francesco. Passiamo a pagina 27, notizie riferite a Cortina. L'inchiesta non divide il risarcimento con il prozio, sequestro per truffa e autoriciclaggio. Notizia che ci porta non a Cortina ma a Borca di Cadore, indagato l'ex assessore di Belluno Valerio Tabacchi. Tutto ruota attorno all'indennizzo per il rogo di una casa a Borca. E sempre dal Cadore, Pieve di Cadore, fatto di cronaca giudiziaria, maltratta e violenta la moglie, prende 7 anni, oltre alle tante umiliazioni la minacciava con il coltello e portava a casa l'amante, il risarcimento di 20.000 euro. Cortina d'Ampezzo, masterplan, voci deluse e timori di opere incompiute tra i cittadini radunati in sala. Paolo Ghezze è critico sul piano di riqualificazione della stazione. Ferdinando Darin, mancano temi come il park di Largo Poste. Comelico Superiore, ripartiti i lavori per l'ampliamento del rifugio dei Do. E ancora Giochi 2026, una parata di canzoni nel video promozionale. Sempre dal Comelico siamo a Santo Stefano, Galleria, le categorie insorgono no ai lavori senza via alternativa. Imprese, sindacati e associazioni chiedono all'ANAS di rinviare l'intervento del tunnel del Comelico. E sempre da Santo Stefano il comune punta su Pilotto, segretario a scavalco per gestire i conti in crisi. Lozzo di Cadore libera in assemblea per fissare i programmi. Vodo di Cadore, monumento ai caduti da rendere più solido. Siamo arrivati alla rubrica Cultura e Società con pagina 30 del Corriere delle Alpi, Arti Visive 2022, 10.000 per cominciare, alle mani dall'arte un messaggio di serenità. Folla ai giardini e all'Arsenale per il primo giorno dei Vernis della Biennale. Cicutto, la Russia si è autoesclusa, sabato performance dei centri sociali. Continuiamo con la primavera dell'arte, Nevelson, la poetica di scarti e monocromia. A 60 anni dalla partecipazione alla Biennale, le sue opere tornano a Venezia negli spazi delle procuratie vecchie. E dalla rubrica Giorno e Notte, le donne e la resistenza bellunese, restaurato Le ragazze in bicicletta. Appuntamento domani in Sala Bianchi con il documentario di Guido Beretta. Immagini e interviste inedite arricchiscono il filmato che è stato digitalizzato. Le lettere e le speranze dell'emigrante Bonelli nel libro dell'Unione Ladina. L'appuntamento è lunedì con questa presentazione a Canale d'Agordo. E continuiamo con lo sport, pagina 34. De Paoli carica la Dolomiti, i playoff li vogliamo fare. Il giovane attaccante pensa alla gara di domenica al polisportivo contro il Delta. Dal punto di vista mentale ci siamo con ferro, stiamo lavorando bene. Notizia che riguarda il calcio di Serie D. Volley a 3, da Rold vogliamo la A2, Belluno merita la categoria. E ancora oggi alle 18 allo Store Valcismon la stella Dorotea Vierer, ospite questa sera a Seren del Grappa. Appuntamento invece con lo sci alpino, Cyclade Rocher padrone anche in Coppa Veneto.
Rugby, Brecon, arrivederci a Belluno, che emozioni per i ragazzi. Il gemellaggio fra gallesi e gialloblu proseguirà tra un anno a campi invertiti, oltre all'amichevole a Villa Montalban anche il ricevimento a Palazzo Rosso. Curling da sabato, crack Mosaner salta al mondiale, la Costantini in gara con Arman. Automobilismo, mezza casa lascia le salite, oggi debutta in pista a Monza. Coppa Italia, la sfida dello Stadium, Juventus missione compiuta, batte la Fiorentina e va in finale. 2-0 il risultato finale tra Juventus e Fiorentina. Terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani. Fino al mattino la prevalenza molto nuvoloso, nel corso del pomeriggio nuvolosità più regolare, specie verso sera con qualche schiarita. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belun. Vi ricordo che torneremo in replica via streaming questa sera alle 20, domani mattina all'1, ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata, in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi del Mondo.